La fetta d'anguria è gradita perché è buona in questo caso, chiaramente non basta, non è ciò che serve di fronte a queste calure estreme che stanno colpendo in periodo tra l'altro anche non in genere dove si è già con delle maggiori frescure. Più che una fetta d'angurie e sali ricostituenti distribuiti in mensa, alla dirigenza Electrolux, sindacati e RSU avevano chiesto la possibilità di evitare le ultime 3 ore del turno mattutino tra le 13 e le 16, insomma il momento più torrido della giornata, richiesta respinta con la conseguenza che alcune centinaia di lavoratori hanno anticipato l'uscita dal turno mattutino o non si sono presentati all'inizio di quello pomeridiano fissato alle 14, una sorta di diserzione comunque consentita dai responsabili della sicurezza che autonomamente hanno decretato condizioni di lavoro impraticabili. Questo significa che non sarà assegnata assenza ingiustificata, ma si apre il capitolo sul pagamento delle ore non lavorate. Si prospetta un braccio di ferro. L'ammutinamento causato dalla calura ha riguardato in particolare gli addetti della parte più vecchia dello stabilimento. Dentro nella fabbrica, nelle linee di montaggio, nei reparti, soprattutto la parte vecchia della fabbrica, le temperature sono davvero elevate, 33-34 gradi, qualche posto anche di più e con un'umidità che aumenta ulteriormente la fatica e la temperatura percepita. La fabbrica non è climatizzata. E questo può avere delle conseguenze in materia di sicurezza. Soltanto nelle ultime 24 ore si è registrato un infortunio, lo riporta il cartellone elettronico fuori dai cancelli. Un'operaia si è fratturato un piede durante una movimentazione. Lo stress termico è proprio questo, stressa le persone e può produrre della fatica maggiore anche di attenzione. Ovviamente non sappiamo se sia questo o no il caso, ma di certo non aiuta nella concentrazione, non aiuta nella sicurezza e nella salute dei singoli operai che sono quelli colpiti. Da qui la necessità di nuove misure generali, non solo cassa integrazione, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, dice sempre Breda. Intanto, dentro e fuori Electrolux, il salario è più sudato che mai. Fa troppo caldo, sì. Cioè, resistiamo e basta. Guarda come sono sudato. Secondo voi? È massa calda.